Sì, pronto? Andrea? Andrea chi, scusa? Rainis! Ma ciao, ma quanto tempo! Dimmi, ma io continuo a fare le solite cose, no? Il blogger, l'influencer, adesso butta così, sta andando bene. Sì, dimmi. Beh, so che le tue terre sono bellissime. Ma allora questo è un invito? Perché no? Guarda, io questa settimana ce l'ho libera. Io ti vengo a trovare. Arrivo su domani, guarda. Parto la mattina presto, pomeriggio, no. Sì. Ok, va bene. Ci vediamo allora. Ciao. Ascolta, c'è anche Paolo alla riunione. Ah, perfetto, allora il vecchio trio si riunirà. Ciao, un abbraccio, ciao. Decido così di partire alla scoperta di Tolmezzo, di macinarmi questi 400 chilometri per raggiungere i miei ex compagni di università, che vivono in Carnia, piccola regione nella regione Friuli Venezia Giulia, realtà completamente diversa da quella a cui sono abituato. Alex! Ciao Paolo, Andrea! Ciao Alex! Tempo. Dopo tanto tempo a Tolmezzo. Sempre in gamba, sempre in forma, eh? Sì, conserviamo bene. Eccetto un po' di peluria bianca che non manca a tutti e tre. È vero. Che bella giornata, che bel sole che c'è, eh? Che contento di vederti, non sei cambiato di un millimetro. Ah, grazie. A poco. Si vede che la mia attività mi rende giovane. Senti un po', sai che dovevamo vederci domani, purtroppo Dimmi. mi è capitato un piccolo guaio, un impegno inderogabile e non ci possiamo vedere. Però guarda, non ti preoccupare, tu domani in mattina vieni qua che fanno un bel mercatino. Buon, Andrea, Paolo, sapete che io sono abbastanza un lupo solitario, quindi mi sta benissimo partire da solo per visitare le vostre terre. Facciamo come ai vecchi tempi, andiamo a berci un bicchiere di vino, dite tai voi, no? Un tai. Direi proprio di sì. Andiamo, c'è l'Enoteca Roma, dai. Ho una puntatina a quest'ora al banco del formaggio, me la faccio. Ti avevo già... Mi hai beccato ad assaggiarlo. Io mi chiamo Alessandro, Alex per gli amici. Marco. Adesso che si fa l'una ho detto facciamo un passaggio. Sì. Fame, Io vorrei assaggiare, visto che siamo in una località caratteristica, qualche formaggio vostro proprio della zona. Quindi non so, a te è la Allora, palla. a parte che è tutto tipico, abbiamo tutte le nostre latterie. Quindi parliamo di Enemonzo, Sutrio, Ovaro e Malghe. Però ti farei assaggiare un bel Sutrio semistagionato. Ok, va? mi fido della tua professionalità, sì. 7-8 mesi in cantina da me. Il profumo è veramente squisito, eh. Sono quasi commosso, mi viene quasi da piangere. Sei un commerciante, quindi commerci e basta, oppure ti occupi del formaggio, non so, in qualche sua fase, la produzione? Io mi occupo dalla sua nascita alla maturazione, ovvero lo porto da 2 mesi fino a 2-3 anni. Sei un personal trainer, insomma. Un personal trainer del formaggio locale, solo locale. E dove? Io sto a Feltrone, in cantina semi-interrata, super per stagionale. E affini con varie tecniche il formaggio? E lo affino, lo porto a maturazione.
Ma sai che per me è una cosa che mi ha sempre incuriosito, l'attività sia del malgaro che quella del fare il formaggio in una qualsiasi latteria, insomma. Se ti paga una curiosità e vorresti venire a vedere, vieni a trovarmi. Beh, è un invito? Sì. Ovviamente immediatamente accettato, perché in questi giorni girerò parecchio la Carnia, sono venuto a trovare un amico di università, però ho del tempo libero, lui mi ha dato dei suggerimenti e accetto anche il tuo. Quindi, allora guarda, ti aspetto? Sì, anche oggi pomeriggio. Bene. Non ti preoccupare che... Sì. Ti aspetto. Ok, ciao. A pomeriggio. Ciao. Ciao. Lasciato Marco, su suggerimento dei miei compagni, decido di fare un ulteriore stop, visitare il mitico Beppo di Pani, uno dei pochi che ha deciso di vivere con solo ciò che la natura può dargli, in una località difficilmente raggiungibile, ma di rara bellezza. Lui è un casaro che ancora lavora alla vecchia maniera e, seguendo la tradizione, produce solo 2 forme di formaggio e ricotta al giorno, che vanno a ruba. Allora Beppo, ti ho visto all'opera e devo dire che sei un vero maestro. Mi hai dato dei dettagli sulla lavorazione del formaggio che mi sono stati veramente utili, quindi mi hai aperto un punto di vista nuovo. Già che ci siamo però, vedo questo posto incantevole, mi ispira, devo dire che mi ispira la Carnia, respiro come, percepisco come una pace, una calma. Il tempo torna ad assumere il suo valore. Io quello che ti voglio chiedere, questo è veramente un posto incantevole ma un po' lontano dalla civiltà. Come ti trovi tu qua? Beh, insomma, non è che mi trovo male, sono un po' abituato, allora senz'altro per uno che non è abituato qua non è facile. Per me, insomma, che sono qua, mi sono abituato e vado avanti così, insomma. D'estate sono felicissimo, però d'inverno... D'estate senz'altro si sta bene, d'inverno è un po' più dura, purtroppo sono i disagi d'inverno, il ghiaccio, la neve, tutto, purtroppo c'è dei problemi più grossi. Il repeto comunque è molto importante che tu resti qui, sai, perché... Ma è per questo un po' che il discorso che anche la nostra generazione, i giovani, purtroppo non è che siano tanto favorevoli a questa vita qua, quindi esatto. C'è questo spopolamento. Tu andresti a vivere altrove? Ma Dio, sto bene qui finché ci si arrangia. Cioè, diciamo, tipo, anche l'età adesso avanza, i problemi sono più cose, allora dopo cominci a avere dei problemi un po' più grossi, allora se sei in posti un po' più comodi hai più comodità. Senz'altro sei difficile. Io ti chiedo, cosa ti manca qui? No, non è che manchi niente come mancare, però uno che è abituato ci può vivere, uno che non è abituato oggi, col sistema di vita di oggi che siamo andati verso il meglio, secondo me, è difficile che uno riesca a vivere in montagna sempre. Qua uno può dire scendo giù, vado a prendere il pane, che sono quelle cose di una volta che mantengono il loro fascino. Cioè, io sono contento che tu stia qua, mi dispiace sentire dalla tua voce che i giovani ovviamente preferiscono il comodo. Purtroppo è la realtà. L'orario di lavoro finisce alle 6, puoi andare al bar e quindi... Pian piano
magari uno torna indietro, magari si adatta, uno ha passione, pian piano qualcosa insomma si può recuperare. Ma Speriamo, perché questa di quello- terra merita molto, esatto, molto di di più. quello che c'era è un po' difficile a tornare, perché il bosco purtroppo avanza se non lo tieni tagliato quello con l'altro, se non tieni falciato bene. E qua qua proprio tenuto sembra sì. Però un prato inglese. comunque così, per la vita in montagna è bella in un certo senso, perché vivi bene, vivi all'aria buona, vivi quello con l'altro, però bisogna Non hai la accettare frenesia un della po'. città. Devi accettare un po' i disagi, no? Purtroppo se vai in città sono altri disagi, qui sono altri. C'è sempre il rovescio C'è della medaglia. No? Esatto, ognuno sceglie dietro che la vita va. Va bene, Beppo, è stata un'esperienza unica e io ti ringrazio. Di niente. Ciao. 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 Quest'oggi sono la volta di Sauris, unicum fatto di luoghi incantati, bellezze naturali, eccellenze gastronomiche, gente simpatica e ospitale. Ora, la fame e la sete si fanno sentire. Dopotutto, a stomaco pieno, si ragiona meglio. Quale miglior luogo per placare la mia voracità se non un prosciuttificio? Allora, buongiorno. Ho preso il guanciale e mi ha incuriosito moltissimo questo fiocco. Mi spiega che cos'è? È una specie di bresaola fatta con la carne di maiale. Si presta benissimo per dei piatti freddi o anche l'affettato normale. Perfetto, e vorrei assaggiare anche il vostro rinomato e pregiatissimo prosciutto di Sauris, che mi pare ha una caratteristica, È leggermente fumicato quindi si discosta da quelli del da pasto. tutti gli altri prosciutti. Mi facciamo un litro e mezzo, dai. Senti, data l'ora, è troppo chiederti un assaggio perché... No. Adesso facciamo. A lei Va bene. signore, grazie Saluti, mille. grazie. Buona giornata. Dopo il pranzo, una bella passeggiata. Ma che arsura! Ci fosse una buona birra fresca. Permesso? Buonasera. Buonasera a lei, prego. Niente, io sono qua di passaggio, facevo una passeggiata e ho visto questa splendida birreria. Ha per caso da dedicarmi 5 minuti del suo tempo? Assolutamente sì. Allora, Sei intanto- capitato per caso alla Zara Beer? Beh, allora presentiamoci. Io sono Alessandro, Alex per gli amici. Io sono Slavis, è tanto piacere. Che bel nome, un po' difficile da pronunciare. Non però, è il eh. nome tipico saurano, sicuramente, no? Intanto ben arrivato alla Zara Beer. Io ti ringrazio. Che tipo di birra fate qua? Allora, noi facciamo la birra dal 2000, diciamo, 99 ha aperto il birrificio e da quella volta che ha aperto il birrificio ha cominciato con 4 tipi di base, che è una bionda, una rossa, quindi le due classiche, e poi due particolari, che è una alla canapa
e una affumicata che l'ha fatta per i prodotti VOT che sono tutti affumicati. Venga, che le offro una birra, vediamo, vi faccio assaggiare. Questa? L'American Pale Ale, Ma quelle con alta fermentazione, imparo in fretta io. Alta fermentazione e 4 lupoli americani. Sono birre che adesso vanno tanto anche di moda, sono birre più corpose, più lupolate, con qualche grado alcolico in più. Anche Questa è pastorizzata? Scusami una domanda. No, noi facciamo birra che non è filtrata, non è pastorizzata, ma soprattutto birra che non ha conservanti dentro. Questo è un valore aggiunto. Sì, Avete due ottimi prodotti, insomma, Sauris, non vi manca né da bere né da mangiare. Scendendo a valle, di ritorno da una magnifica giornata in compagnia di gente unica, mi fermo di Villino. Incontro qui Elena, giovane imprenditrice, che ha deciso di rimanere a vivere in Carnia per dedicarsi alla sua passione, l'agricoltura. Ciao, io mi presento, sono Alessandro, Alex degli amici. Elena, piacere. Elena, tu sei di qui? Sì, sono di qua, di Villa Santina. Sei giovane, quanti anni hai? 25. Come mai hai fatto una scelta così coraggiosa in questi tempi, no? Sono tutti che scappano da attività come queste. Per passione della carne, della montagna e per anche comunque rimanere all'aria aperta. A me non piace rimanere chiusa in ufficio, quindi ho cercato comunque un lavoro che mi piacesse, che mi desse soddisfazioni e che comunque potessi stare all'aria aperta. Ho capito, quindi tu hai preferito scegliere il cuore piuttosto che la comodità, insomma, è una scelta di cuore. Sì, di felicità, sì. Perché sì. io ho visto, sai, ho conosciuto tanta gente nei bar in questi giorni e ho capito che c'è un passato di grande artigianato qua, ma ultimamente i giovani preferiscono fare la scelta della fabbrica dove tutto è stabilito, hanno gli orari precisi, possono andare a fare la spesa, evidentemente quando vogliono, possono andare a bere quando vogliono. Tu hai un'attività che sicuramente ti terrà impegnata dalla mattina alla sera, forse anche di più. Anche di più. D'estate anche alle 4 mi alzo e vado a letto anche dopo le 10, quindi sì. È un'attività un po' più impegnativa, diciamo di un lavoro dipendente, però a me dà molte soddisfazioni. È un'azienda agricola, biologica, di ortaggi, quindi per me è molto importante anche questa scelta di soddisfare il cliente. E a me questo appaga tutte le ore lavorative che faccio in una giornata. Non te ne andresti mai da qui? No, non mi manca niente. Se tu avessi un bimbo o una bimba, vorresti che condividessero le tue scelte, le tue passioni per questa attività, oppure vorresti che andassero a vivere altrove? Ma io gli augurerei come ho fatto io, la mia felicità. Sì, tanto per dare un esempio, insomma, agli altri, no? Giusto? Sì. È una risposta saggia da parte di una futura mamma, mi auguro. Senti, mi avevi promesso di mostrarmi il tuo campo. Sì. Andiamo a vedere un qualcosa? Volentieri. Va bene. Che dire della giornata di ieri? Mi pareva di essere stato catapultato in un altro mondo. Se penso a Milano, la mia città. Ed è proprio a questo proposito che voglio raccontarvi la storia di due persone che hanno lasciato proprio Milano per vivere in Carnia, a Oltris, borgo autentico, e dedicarsi alla loro arte. Allora, Nadia e Sergio, io vi ringrazio per avermi invitato a salire nel vostro studio, è stata veramente una sorpresa, sono estasiato a vedere queste opere, cioè, sembrano fumetti ma sono vere e proprie opere, quindi io vorrei che tu mi spiegassi un po' come lavorate, perché mi hai anticipato che
Queste sono opere fatte a 4 mani, quindi la Nadia ti ha seguito perché fate lo stesso lavoro, quindi io ho già capito questo, no? Quindi in cosa consiste questo lavoro? Io ho visto anche che fate delle bamboline in ceramica molto interessanti, ho buttato l'occhio e ho visto un'agenda della Comics, quindi penso insomma che... Sì, il nostro lavoro è vario e in continua evoluzione. Noi siamo partiti dai Podmore, che sono le nostre creaturine, e poi da quelle abbiamo cominciato a fare delle cose sempre più grandi, quindi le tele. Lavoriamo proprio a 4 mani perché sono le nostre due anime. Io sono trentino. Ah, trentino? Sì. Sì. E io invece di Udine, di origine di qua. Sì. Dopo ci siamo andati a lavorare a Milano per 20 anni e dopo questi 20 anni vissuti a Milano abbiamo deciso di venire qua. Allora un po' di radici, adesso le comprendo, c'erano, però avete avuto modo di fare un confronto. Sì, abbiamo avuto modo di vedere i due modi di vivere e poi prendere la nostra decisione su dove volevamo stare. Potevamo lavorare ovunque e quindi abbiamo detto: ma perché lavorare in un appartamento sullo stradone con l'ambulanza che passava, quando possiamo andare dove vogliamo, avere degli spazi ampi, avere la natura, circondati dalla natura e non dai parchi, qua non eravamo mai stati. È stato un destino, l'abbiamo vista questa casa e abbiamo detto sì, è lei. Siamo in pochissimi abitanti e dico sempre che sono gli stessi della nostra scala del palazzo dove vivevamo, solo che c'è molta umanità e c'è molta unione. Allora abbiamo detto a questo punto, sia per questioni di lavoro ma anche per le nostre figlie, ma era anche un modo di farle fare una bella infanzia. Ultimissima domanda. Vorreste che la vostra figlia, adesso ne è arrivata un'altra? Sì, ne abbiamo 2. Vorreste che condividessero la vostra scelta, che vivessero in futuro qui? Cosa ne pensate? Ma allora questa domanda ce la siamo posta e dal nostro punto di vista quello che cerchiamo di fare è far sì che mettano delle radici profonde nel territorio, perché poi penso che se dopo un giorno se ne andranno via, poi queste radici rimarranno qua e saranno stimolate a tornare. Sciate e via, anche se non sei magari capace di sciare. Una rotolata no. Alex, allora com'è andata questa settimana in casa? Entusiasmante, guarda, cioè proprio non potevo aspettarmi nulla di meglio di quello che ho trovato, proprio bellissimo, cioè, ho conosciuto gente simpatica, mi sono fatto un'idea di quella che è la vostra società. Poi ho scoperto che bevete bene e mangiate meglio. Quindi, guarda, io sto pensando, visto che siamo vicini a Natale, di tornare qua a fare una scappata, quindi non passeranno altri 15 anni. È a Natale, dai. A Natale. Leggerete molte cose su questa mia esperienza, dai. Stupefacente questa terra, capace di colpire tutti i sensi. Tornerò per vedere altro. Questo è stato solo l'assaggio di una nuova avventura. Ho capito che almeno in Carnia l'essenziale è visibile agli occhi.